Io parto. Vado tipo a Tenerife, ma un pochino. Nella serie che dopo torno c'è anche Alessia e Giacomo. Realmente sono ancora un po' devastato dalla gita in tenda in Val di Fassa. Non ho dormito niente. 56 che bagagli. So, all'inizio c'è sempre ansia di sbagliare, di non trovare il coso per fare il check-in, eccetera. E per ovviare a sta ansia, io semplicemente arrivo 3 ore prima, Mona. E poi, classica vecchia regola che consiglio sempre, come stile di vita proprio, è chiedere informazioni agli altri, ok? Che dicevo una cosa non siamo più abituati a fare con i navigatori, telefonini, eccetera. Invece è sempre bello, è necessario secondo me conservare questo briciolo di umanità e adesso basta, se no dopo diventi massa intelligente. Primi, mi ricorda il Giacomo che non puoi portare bombe a mano e mi dispiace per i vicentini non te porti i gatti. Notavo che è un aeroporto da gara, è pieno di sponsor, guarda, Mastercard, i cosi della Fastweb, vedi tu, le pesa una macchina da rally, un bambino imbarcato. Tarararararara. Vara che design di aereo, Vara! Come mi guarda Alessia quando guardo la guarda che se vuoi con le dita dopo puoi anche zoomare. Ma non prende fuoco. Sì, devi stare fermo. Però vedi? Eccola. Bravo Pampiola, madonna! Senti che ripresa! Tra l'altro è la mia moto, senti qua. Senti come ti impetta i sedili. Occhio che impenna, occhio che impenna. Che aiuto cameraman che ho qua. Bello il lago. Non lo so. Ah, un lago Comunque è segreto. collegato alla laguna in teoria. Ah. Anyone who ever held you would tell you the way I'm feeling. Anyone who Differenza di pulizia e profumo dei bagni americani assurda, cioè bagni italiani ci perfino profumo. Cioè, da noi c'era il lago ovunque, per terra, piso dappertutto. was the feeling that you ain't making. L'ansia perché al noleggio praticamente era aumentata la cauzione per l'auto tipo di 80 euro, una cagata, ok? Ma c'era il limite nella carta, chiama la banca, bisogna sentire l'ufficio, ma insomma tirato su, siamo cervellati fino a quando abbiamo trovato un altro tipo di auto che adesso andiamo a prendere. Aspetta, attenzione, esatto, qua c'è un coso, anche qua, aspetta, guardiamola tutta per sicurezza, attacca, sì, attacca il coso, la luce, sì, che non si sa mai, facciamo il video, fa vedere anche la data e l'ora del telefono. Ristorante El Cordero, perché siamo capitati tipo in una specie di festa, tutti i ristoranti chiusi aprono mercoledì. Bello grande, eh? Sì, adesso ti leggo il menù, ma scusa, devo presentare la salsa moio. No, mi piace tantissimo sto posticino, è bellissimo. Stiamo leggendo il menù col telefono perché la lingua spagnola non la capiamo tutto. È vero che tante parole sono simili all'italiano, però insomma se leggi il menù in italiano è meglio. Segnatelo questo. Pane caldo, c'è veramente atmosfera bellissima, guardati, è anche enormissimo, è tanta roba, veramente bellissimo. Io adesso non vorrei fare un canale di robe da mangiare come tutti, però insomma sono curiosità molto piacevoli, la bottiglietta strana e soprattutto la salsa moio, io mi ricordo che la adoravo. Cioè sia verde che arancione, io vado matto per quell'arancione. È serie, non puoi venire a Tenerife e non provare la salsa moio. Allora, noi per stare leggeri abbiamo scelto un cadavere di polastro, le patate tipiche canariesi e le patate fritte che inculiamo subito a Giacomo e la Alessia il suo formaggio con le verdure che scarta. Cioè che però a volte mi pento di voler fare il tipico, patate fritte tagliate a mano, tanta roba, poi sembrano quelle di mia nonna. Vabbè, buonissime anche queste, per carità, però io sono più da patate fritte. Quindi ti piace tanto la patata canaria? È patatosa? Ah, Giacomo, stiamo facendo l'immersione! No, non è vero niente, siamo ancora qua che mangiamo e beviamo come alcolizzati di merda. Non vorrei essere esagerato, non è l'alcol che parla. Alessia digli che non è l'alcol che parla, ma a questo posto io do 10.
non 9 come 10, 10. Dai. Ah, ma me lo sono segnato io nei preferiti sto posto, ragazzi. Ma è enormissimo sta roba. In mezzo al bananetto è bellissimo. È bellissimo. Dai che ci prendiamo 2 o 3 amari qua. È vero, guarda. No, più avanti, guarda quella più avanti, amore. Io più Che bello. Ah, ma così tante ne fa una pianta, non sapevo. Eh sì che sono anche a vedere la piantagione qua che non lo fa, va che è una vergogna, Dio caro. Ma è una figata sto posto, veramente. Le capre. Come ci sono le capre? Oddio, no, le capre! Ecco perché puzzava la capra, adesso capisco. Signora! Ciao capretta, vieni che ci diamo l'affetto. No, sono un po' suste queste capre. Che strane ste capre, è che non hanno le corna. Ecco cosa aveva, che mi pareva a me che ho detto, sta capra ha qualcosa di strano, non ha le corna, oltre a essere sustega, e adesso no per essere razzisti, ma le capre venete, che ti dici, ciao capra, lei viene e ti dice, ciao bello amico, vuoi scendino? Sì, è proprio su una piantagione di banane, bellissima sta roba. Ragazzi, veramente io sono ultra entusiasta di questo posto, perché vi spiego. Dovevamo andare, allora siamo arrivati tardissimo con l'aereo, poi la macchina, problemi con la banca, che c'era il limite di 1.200 nella carta di credito e c'era a mettere 1.280 di cauzione, non vi dico, telefonate destra e sinistra, e avevamo, giustamente, cazzo è tardi, c'è sta specie anche di festa, tutti i locali aprivano mercoledì, sì. E abbiamo scelto un po' un ristorantino di merda, cioè della serie proprio per non rimanere a stomaco vuoto, no? Niente, tutti chiusi. Cosa fa? Vuole il latte e la pizza, la mamma non vuole. Proprio suste che Dio caro anche qui a te. E alla fine abbiamo trovato questo, tra virgolette, per sbaglio, abbiamo chiamato, ha detto siete aperti? Sì, siamo aperti, ragazzi, che posto, abbiamo mangiato da Dio, veramente, se venite alle Canarie venite qua. Queste capre sono un po' come le femmine. Si fanno desiderare e poi ti chiamano loro, hai capito? Vedi? E adesso la puoi accarezzare, cioè tu non devi farti vedere interessato alla capra, così come le femmine, ok? Devi proprio essere tu a essere un po' sustego, e allora dopo sono loro che ti vengono incontro. Colui che abbiamo appena importunato è l'ovino canario de pelo, hai capito? Vedi tu? Guarda, Hai ragione Giacomo, hai ragione. Giacomo ci ricorda che ci fanno delle specie di riti satanici, vedi, dove lo squartano e col cadavere lo crocefiggono e poi si nutrono delle sue carni, e purtroppo, diciamo, la nostra cultura è così, ma anche la nostra veneta, voglio dire, è tutta questione di abitudine, fidate. Guarda, Dex vegetariano, questa è una specie di film horror, però se tu sei abituato a vedere questa cosa come cibo, come lo sono io adesso, che sono entrato in questo stato di ignoranza e demenza, la vedi come normale, come carne, anzi può essere anche invitante. Mamma mia ragazzi, che esperienza stupenda, questo è il nostro albergo omosessuale GF Fanabè, per quel poco che ci staremo in albergo, però vabbè, adesso studiamo un attimo, sembra che domani sia l'unico giorno di pioggia, in teoria allora spostiamo tutto, domani andiamo al Teide, è inutile che stiamo qua, è vero, scusa, non tutti lo sanno, allora il Teide è, a parte una zona naturalistica delle Tenerife molto famosa, ma è un vulcano, è uno dei vulcani più alti del mondo, raggiunge quasi 4.000 metri, 4 km di nuoto, e quindi piuttosto andiamo lì. Taga luce, bello, metti tessera, bello, paga bolletta, tu pagato bolletta, tu luce. Come in Scozia. In Scozia avevi delle specie di tessere che andavi a prendere al distributore di benzina o al tabacchino, e le quali avevano una ricarica. Oh, guarda che c'è la vasca che piace a Giacomo. C'era la ricarica per pagarti. La camera delle prosti. Sì, ma no stasera dormo. E così. Aspetta un attimo, che partute facile. Ti che te si sobrio, Dio caro, te partute facile. A me no. La vita non è facile. Ah, piccolino il terrazzino. Ah, qua ci sono le 2 piscinette, poi c'è la piscina enorme a forma di 8 nel centro, non mi ricordo dove. No, ma anche se scemi, che ogni volta fra sti labirinti da imbriaghi, ciao pum, si butta via. Wow, questa è la nostra piscina in affitto, è enormissima, purtroppo è chiusa perché è sera. Ormai va di moda il discorso della sicurezza, che cazzo è là e quindi che vuole il bagnino, hai capito?
Una volta, anche anni 80, così non andava in ferie, te buttavi, Dio caro, basta, de sera ti imbriagavi, spolpo in bordo, piscina, era bellissima la vita una volta, porca puttana, va bene dai. È un albergo enorme, un po' come tutti quelli di Tenerife, tutti alberghi enormi, tutti a 4 stelle, tutti che paghi poco. Infatti anche la mega cena che abbiamo fatto abbiamo speso meno di 20 euro a testa. C'è anche la biospa, praticamente sei una spa come che altre, però senza conservanti e coloranti. No, dai che c'è! Inconcentrati! Massima concentration, vadi! Questa è la mia quinta volta a Tenerife, però se per me Tenerife è come la Toscana, c'è tanta roba, tanti posti diversi, c'è il wild, c'è il posto dove stai bene, ci sono i ristorantini, c'è la vita notturna, c'è la vita tranquilla, c'è tanta roba, c'è tutto, 50.000 attrazioni, le spiagge tutte diverse, è proprio come la Toscana, io dico sempre Tenerife è come la Toscana. Concettualmente ovviamente, qui a te Torre de Pisa, no, se una palma, se una cica, Dio caro. È tipo mezzanotte passata, in teoria dovremmo essere stanchissimi, in pratica siamo veneti, ok? Dopo una cena che vuole un amaro, porca miseria, cosa ha fatto? Vuoi in letto senza amaro? No, comunque buonissimo anche il sgroppino, là, incredibile. A piano che c'è il limite 30, rallenta! Un fiore di un albero. Vabbè, è luna di notte, tutto, ora qua. Benvenuto signor Oceano, è luna di notte, tutto va bene ma è tutto un bar, un ristorante. La T-bone steak me la ricordo, la servivo nel ristorante in Scozia, mentre il rabbit sta attento con le cuniccio, perché qua uno dei cibi tipici c'è il cuniccio, quindi sta attento. Io ho capito Ale, ma tutti scrivono siamo i migliori, siamo i più belli, insomma. Guarda qua, via Crucis de Abira, Guinness, Peroni Italia, c'è scritto non leggi, Brewdog, Strongbow, Estrella, Erdinger, Peroni, Heineken, Peroni Nastro Azzurro, è aperto, andiamo qua. Miliardi di viette, viuzze ragazzi, non ho voglia di farti un documentario su Tenerife, c'è tanta gente che te l'ha fatto. Io ti farò qualche video a cazzo. Io ti farò qualche clip così, come ricordo, diciamo, delle vacanze. Siamo in Costa d'Eie, precisamente Playa de Fanabè, è zona, diciamo, più tranquilla. Al Guayarmina Princess, io ero andato l'ultima volta ero andato a quell'albergo lì. È zona più da famiglie, diciamo, ok, da vecchiotti, e quindi chiudono tutti presto. Siamo alla disperata ricerca di un bar aperto che ci faccia un amaro, porca troia. Spiego una cosa, c'è la cocktail bar qui alle mie spalle con tutte le maialone brasiliane eccetera, però Alessia niente, ha detto no, le maialone non te le guardi, andiamo nel bar quello da è chiuso e quindi andiamo dalle maialone. Andremo anche dai maialoni? Ma no, noi maialoni qua, solo maialone. Dice poi, ma no, ho trovato 45 cm di neve. E 80 Dio caro! No, il nerone? Si chiama neve? Ok, le maialone hanno chiuso, andiamo qua. Alessia ha fatto colpo con la cameriera. Quella dalle pese belle, Si gioia. Cioè, tipo, lei fa tanto la gelosa per fatto colpo con la cameriera Lella. Ma che bombe, Dio caro. Va bene, dai. Sono solo per me. Vuole giocare con me? Siamo già al primo giorno, ragazzo, ma io ti dico che qua si ritorna anche 6, 7, 8 volte, cioè per me Tenerife. Ognuno ha i suoi gusti, cioè per me è l'isola più bella del mondo. Perché ha un po' di tutto. Singano purtroppo ha una sorta di deficit dell'attenzione, no, delle emozioni, delle cose, cioè tipo se porti Singano in una spiaggia deserta, in una spiaggia figa, questo ti va via di testa. C'è la gente che dice come vorrei, non so, le Maldive eccetera, ma porca puttana, mandare Singano e Maldive, se come dire, non so, te do 20 anni di carcere, porca puttana. Una volta pensa, sono andato a Formentera, da Ibiza presi una nave per andare a Formentera, giuro, credimi o no, a me non mi importa, mezz'ora sono stato a Formentera e sono stato al bar tra l'altro. Questo, seppur piccolissimo, è uno di quei famosi alberi che qui chiamano il drago,
Poi c'è il drago millenario, che è un albero che ha un disastro di anni, è nella parte nord dell'isola. Ringraziando Dio e il Dio che è amico di Giacomo, non andiamo a visitarlo, quindi me lo risparmio. Me l'ero già visto da piccolo, insomma, ecco, se non ti metti in testa che è una figata, è semplicemente un cazzo di albero come tutti gli altri, capito? È tutta una questione di testa, Dio caro, svegliate. E basta, è una delle piante tipiche di Tenerife. Quella sopra invece è la luna. Dicevo pampini, magari non a tutti interessa, ma i pampini di sicuro sì. Allora spiegavo a Giacomo prima le palme. Allora guarda, vedi questi rami, i rami delle palme, ok? Questi qua a un certo punto muoiono e si seccano, poi ne nascono di nuovi, ok? Ma intanto questi muoiono e si seccano. Quando muoiono e si seccano, guarda, diventano questi, hai capito? Poi ne crescono altri, poi muoiono e si seccano, poi ne crescono altri, poi muoiono e si seccano, poi ne crescono altri, poi muoiono e si seccano e via così, e la palma cresce, hai capito? Così funziona. Vero Giacomo che ti ho spiegato così? Ah, che prima hai i rami secchi e brutti e poi pian piano li crescono qua. Esatto. Qua, tipo tra un anno Esatto. crescerà una bella pianta. Esatto. Cioè, quindi da quello marcio, Cioè marzo, sì. sì, da sto Quella- robo sì. parte un'altra pianta che per poi morire, Esatto. poi partire È una un po' il ciclo della vita e sintetizzato poi in una morire, pianta. per poi fare dell'uva di palma. No, non fa l'uva di palma adesso, non sta a strazzarla, va ben tutto, ma no, che piselli giganti. Adesso, oddio, saranno mica carube, sono durissime. Sembrano tanti di tutti. Quella volta a Selva di Fasano avevamo fatto il documentario su ste robe, però no, non è così grande, cioè. Fanno cioè, Sì. capito? Depilano anche le palme. No, no, questa è la... No, fanno Eh. la ceretta alle palme. Fa la ceretta. Depilano anche le palme. Ma te non hai mai visto il film Ghost? Io avanti 3 ore funfatare là a sguatarar con i spazzeri del fango e dopo viene su sta roba qua. È bellissimo essere gli ultimi arrivati in albergo. Pensa che quando ero bambino, la prima volta che venni a Tenerife, sì, non qui, in un altro albergo, sì, forse Tenerife è differente, è un dettaglio, c'era proprio questo ingresso nella porta con la schedina e a me sembrava già di essere, wow, chissà che fantascienza, che razza di albergo, di ultra mega lusso, hai capito? E tutto parte dalla tua testolina, ragazzo, tutto parte dalla tua testolina, da cosa e come vuoi vedere. I close my eyes only for a moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All we are is dust in the wind. Say